500 mi piace e vi porto la reaction dallo stadio di Napoli-Milan. Perché sono troppo innamorato. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Alan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, nuovissima reaction. E che reaction? Lazio-Napoli, la partita delle partite. Abbiamo la nostra terza chance di balzare in vetta alla classifica. E chi lo sa se il Napoli ci fa questa grazia, lo scopriremo a brevissimo. Prima però di guardare le formazioni e la partita, lasciate tantissimi mi piace qui sotto. Per sostenere il contenuto iscrivetevi, io non so più in che lingua dirvelo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, è tutto gratis, non sbaglio niente, mi sopportate gratuitamente. E scrivetemi qui sotto nei commenti il migliore e il peggiore del Napoli. Come sempre alle mie spalle c'è il quadro maradoniano, speriamo ci porti fortuna e Cameron ci accompagna. Vacanze. Napoli con Ospina, Mario Rui, Koulibaly, Rachmani, Di Lorenzo, Demme, Fabian Ruiz, Insigne, Zelinski, Politano alle spalle di Victor Osimhen. Dai. Dai ragazzi, si parte. No. Diciamo che cazzo. Dai. Koulibaly, mamma mi ha fatto tremare. Pitta buono in mezzo. Maro che si Osimhen solissimo. Ottima. Vai. 3 contro 2 siamo. Siamo 3 contro 2. Non la perdere sta palla. Tiro. Maro. No, sta solo chi stacca. Sta solo chi. Mamma mia che si è mangiato Mamma mia Luis Alberto, grazie Luis Alberto. Ma perché sta solo chi stacca? Mario Rui, dove cazzo stai? Sta solo chi stacca? Dove stai Mario Rui? Dove? Ma non stai Mario Rui? Koulibaly, ma perché sbagli sti palli in uscita? Koulibaly! No! Mamma mia, guarda, 2 gol si sono mangiati, ma io non ho capito perché stiamo regalando i palloni, perché Koulibaly, perché Koulibaly, perché ci stanno graziando, 2 gol erano questi, 2 gol. Ma la palla persa, Fabian Ruiz, nata palla persa. Mamma mia. Muoviamoci. Arnemur. Mamma mia, Koulibaly, questo è il secondo passaggio. Io non mi voglio pigliare pure te, già tu dico, ma voglio pigliare pure te. Ma perché dobbiamo subire così reazioni? Ma che palla di merda è? Fabian Ruiz, questa è la seconda. Maron, guarda, non ce la faccio questo. Ma perché dovevo regalare le azioni in contropiede? Perché? Madonna. Non ce la posso fare. Madonna, in mezzo a 2, vai giù in mezzo a 2. Ma rotto cazzo, hai capito o no? Che sbagli i passaggi. Ma perché sto Osimhen? Mamma mia, mi ha tremato. Sembra perché chi l'ha persa palla a centrocampo. Perché? Cioè chi stanno fatto 3 azioni perché chi l'ha persa palla a centrocampo. Ma è mai cosa? Però si lì. No, andavo da capato con Osimhen. Ma veramente, ma che mi fa? Ma dove andiamo? Solo con Demme, ma ragazzi, mi avete rotto il cazzo. Cioè, solo con Demme in mezzo a 2, no? Mi sta facendo passare qua, voglio proprio. Ma quando cazzo fai long sta palla? Questa è buona, Questa è buona! Pensi! No! Ma non mando bene proprio più tiro a giro, ma è incredibile, guarda. Ma non bene proprio più sto tiro. No! Mamma mia che ha preso Spina, ti ringrazio Milinkovic-Savic. Mamma mia quanti gol vi state mangiando, avete proprio perfettamente ragione. Non siamo scesi in campo stasera, sembrano i fratelli del cazzo. Grazie Lazio per il primo tempo. Guarda a Frni, può essere pure che ci fate gol, Ci state solo graziando e questo ci meritiamo, che siamo degli idioti e che sprechiamo le occasioni. Non sappiamo approfittarne. Ci chiamiamo SSC Napoli, perché chiamarsi SSC idiozia totale era troppo lungo. Ma poi che? Mamma mia.
Finito, finisce qui il primo tempo, vai giù. Ah, il primo commento che mi viene da fare è quando scende in campo il Napoli, cioè quando è che comincia a giocare il Napoli. Delusione, delusione perché in una partita in cui dobbiamo dimostrare non stiamo dimostrando niente, anzi il contrario di tutto stiamo dimostrando. Spero che nel secondo tempo scendiamo un po' più determinati e cominciamo a giocare. Fase di impostazione per dire palle proprio come se niente fosse. Ma speriamo. Va bene, questo secondo tempo, va giù. Sei giù. Mamma mia, Rodriguez, mamma mi fa Berru. Verso palla Patrick nel tentativo di farlo uscire in Sì! Insigne! Lorenzo! Sì! Colpiti al primo errore! Andiamo, sciutammoci! Dai! Mamma mia, capitale, l'hai fatte pure bello, l'hai fatte. Dai! Mamma mia, come siete belli, vedi quando esultate, come siete belli, come siete belli. Capitano, rispondili sul campo ai fischi! Muti! Zitti! È buono, è buono, è buono! Quasi un look verso Elmas. Osimhen gira para Stracossi. Sì! Capitano! Capitano! Doppietta! Muti! Muti! Arrivare alla conclusione Osimhen che ha trovato la parata di Stocoscia, però ha continuato la corsa, si è trovato più facile di gol. Mucca va mucca. Rivediamo il tutto. Secondo me è da valutare la posizione. No, mi dice che è fuori gioco. Ma l'anime è un'ottima palla. Politano che ti sei mangiato 2 contro 1. Stai solo tu nel portiere, Politano. No. Mamma mia, Mario Rui, che cazzo stavi combinando? Mamma mia, ma ci squagliato in corpo. Luis Alberto, Mamma mia, questa... Rachmani, poi la volea di Pedro. Ma vaffanculo, ma che gol azzeccato, Kiss, ma vaffanculo, Pedro. Scia miseria, mannaggia. Lui che adesso è riuscito a dare forza al tiro secco, nulla può fare, ci ha provato Spina, ci ha messo la manona. Che tassa seggio. Ma ero capito, per piacere, tirala bene. Sì! 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 Fabian! Sì! 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 Ma no! Ma no! Insigne che a sua volta ha scaricato su Fabio Luis che è lucidissimo al 90. Ma non mi sento, non sto sentendo più. Una piazzata. Esplosione totale sulla panchina del Napoli con anche Spalletti. Oh, non ci credo. Con i suoi ragazzi. Il pugno di Insigne, il cuore del Napoli, ma la tecnica, come hai detto tu, di Unas che ne viene fuori, di Elmas che fa la soluzione giusta, di Insigne che si prende la responsabilità di avere il pallone pesante e di non andare per il tiro, ma di appoggiare per l'arrivo di Fabián Ruiz che dalla distanza è una sentenza. Sono 6 gol in campionato per il centrocampista spagnolo, tutti dall'esterno dell'area di rigore, così come gli ultimi 12 che Ha già criticato sta partita. E così mi rispondere. Mi fa vocess. Mi devi far zittire. Mi devi zittire. Mi devi zittire. Non ha già parlato. Fabiano, non ha già parlato. Mi devi zittire. Ogni volta. In cui Fabio Luis forse ha sbagliato anche qualcosa di troppo rispetto a quello che ci abitua solitamente. Mamma mia. Straordinario. Non ci voglio credere, ma che partita è stata? Fabián Ruiz si prende la braccia anche di Petagna. Spalletti cambia, toglie Insigne, decisivo. Mamma mia. Sì! Ma non ci credo. Ma non ci credo. All'ultimo tiro, Non ci credo. Mamma mia, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci voglio credere. Grazie. 14 mesi. Grazie. Contro Bayern Monaco e Juventus. Si chiedeva No, grazie. da campioni a Napoli, è arrivato, lo ha portato. Adesso ragazzi, adesso possiamo cominciare a crederci, voglio. Adesso possiamo finalmente credere. Voglio, questo non è un gol normale. Voglio, questo è un gol da scudetto. L'ho detto, voglio.
L'ho detto. Trovi Netflix con le storie Che partita è stata, voglio? amicizie più vere. Non ci credo. Provati in viso. Una partita che non meritiamo al 100% per quello che abbiamo fatto nel primo tempo. La Lazio si è divorata una marea di gol. Scusate, sto parlando così. Cioè, ci manco più. Non c'ho voce. Ma siamo stati caparbi, voglio. Nel secondo tempo ci abbiamo creduto. Ho visto un capitano dopo un sacco di tempo, voglio, giocare da capitano con la giusta grinta, con la giusta determinazione. Fabian Ruiz l'ho criticato tutto il primo tempo, anche il secondo ha sbagliato qualche passaggio, se ne era accorto pure Spalletti, ma mi risponde sul campo, zittendomi, facendo un gol che vale tantissimo. Voglio, adesso abbiamo il Milan. Vi prego, non vi fermate. Voglio, lasciate tanti mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao ciao.